fatto che non mi arrivano i capelli qua da tipo 6 mesi, se non di più. Ok, mi iniziano a fare strano. È giovedì. Domani torno a casa, vi giuro, mi manca un sacco a casa. Comunque, ci ho fatto caso adesso. La maglia è al contrario, anche se voi la vedete dritta. La caschetta per voi è dritta. Ma è al contrario. Vi lascio indovinare. Oggi che giorno è? Bella a tutti ragazzi, ora Jack vi insegnerà una cosa. Intanto tirare fuori il pane dalla busta. Allora, guardate questo pane è duro. E si sente. Quindi cosa si deve fare? Visto che io sono stupido, non sono troppo furbo e non ho comprato il pane fresco. Qua c'è l'acqua, si apre un pochino. E io o ci si passa sotto così, oppure il metodo un po' meno slavo, ci butti sull'acqua. Perfetto. Buono come il pane. Bello umido come piace a me. Poi, ok. Si accende il forno. Sì. Non ho abbastanza male per far tutto. Potrei scegliere se bruciarmi e mettere il pane dentro male, registrando pure, ma... Sì, dai. Perfetto. Ah, stasera comunque, se ve lo siete chiesto, mangio le uova. Con le uova, perché non ho comprato altre, non avevo voglia di comprare dell'altro. Bene, queste sono le mie 4 uova che mi farò. E adesso prendo in prestito dal tipo dell'ostello un po' di olio piccante, perché sì, l'olio piccante sta bene dappertutto. Ah, perfetto. Sì, se vi state chiedendo perché io non riesco bene a capire dove faccio le cose, perché guardo le cose dallo schermo del telefono e non dalla vita reale. Comunque, prendo una bellissima forchetta. Lo so, sono un cuoco provetto. Adoro. Bene, e adesso, cercando di non far cadere nulla, perché potrebbe essere un problema, perfetto, forse. Ebbene, ora vi farò vedere il pane perfetto. Sì, sì, non lo sto, sì, lo sto facendo apposta, non è che non lo bevo. Perfetto, è più duro di prima. Guardate, almeno non ci credo, sembra buono. Sì, sì. Tanto vi faccio vedere la frittata. Bellissima. Da ora la giro. Yes! Ah, perfetta. E ora il via all'assaggio. Cibo, 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 cibo. C'è una fame che non ci vedo, vi giuro. Ah, comunque, per la cronaca, se ve la stesse chiedendo, sono le 6:15 e io sto cenando adesso. Già. Più che altro perché devo uscire anche stasera e non mi va di fare le corse come ieri sera. E quindi sì, mi tocca cenare presto. Indescrivibile. Una bontà unica. O come direbbe il vecchio Jack dei Giri del Jack. E anche piccantino ci sta.